Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 11 ottobre. Il 29 luglio scorso veniva presentata alla sede del Consorzio Turistico Ledi di Chioggia la guida storica della chiesa di San Domenico, frutto di uno studio decennale del professor Luciano Bellemo per la parte storica. In questa gli interni della chiesa sono stati descritti uno per uno, dalle statue ai dipinti ai tondi. Il professor Bellemo, grande storico locale, ha riportato sulla guida le informazioni essenziali per mettere a conoscenza del patrimonio storico e culturale contenuto nel santuario, dove si vedono spiccare il Cristo ligneo per la tradizione di leggende che lo circondano e il dipinto del Carpaccio. Proprio ieri c'è stato svelato un nuovo arrivo che andrà a corredare le informazioni turistiche sulle opere contenute nel santuario. Si tratta di una grande pianta che andrà appesa in modo visibile, in modo che i turisti possano sapere cosa stanno guardando o dove guardare per trovare ciò che cercano, a corredo della guida già presentata. Le informazioni sono descritte in 3 lingue diverse, italiano, tedesco e inglese, e i turisti potranno reperirle in modo autonomo. La grande piantina sarà posizionata non appena possibile. Partendo dal presupposto che Bruxelles vuole rinnovare per altri 2 anni la deroga sulla misura delle vongole in Italia, ieri in Commissione Pesca al Parlamento europeo i gruppi di maggioranza con in testa gli eurodeputati spagnoli hanno chiesto 2 mesi in più per valutare l'atto delegato a proposito delle vongole proposto dall'esecutivo dell'Unione Europea. Se tale proposta dovesse passare, la deroga di cui i pescatori italiani godono potrebbe saltare, bloccando il comparto della pesca di vongole dell'Adriatico. L'eurodeputata Rosanna Conte afferma che ora l'Italia deve fare squadra contro questo tentativo di concorrenza sleale da parte della Spagna. Non c'è nessuna ragione valida per contestare l'atto delegato, prosegue l'eurodeputata. L'Italia ha fornito evidenze confermate da ben 2 organi scientifici autorevoli sul fatto che la deroga sulle vongole in Adriatico non incide negativamente sulla risorsa. Anzi, grazie a un egregio lavoro di monitoraggio e gestione da parte delle nostre marinerie, in questi anni abbiamo assistito a un ripopolamento e addirittura al raddoppio dello stock. Mai come prima d'ora abbiamo avuto uno stock di vongole così in salute. Quella della pesca delle vongole nell'Adriatico è una storia di successo, una buona pratica a livello europeo per l'ambiente, il mare e l'ecosistema. Ecco perché va promossa e non ostacolata. Ritardare la deroga sarebbe uno schiaffo a tutti quei pescatori, non solo italiani, che stanno facendo sacrifici enormi per mantenere in vita un'attività così importante nel rispetto delle regole. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente un territorio nazionale. Partendo dal presupposto che Bruxelles vuole rinnovare per altri 2 anni la deroga sulla misura delle vongole in Italia, ieri in Commissione Pesca al Parlamento europeo i gruppi di maggioranza con in testa gli eurodeputati spagnoli hanno chiesto 2 mesi in più per valutare l'atto delegato a proposito delle vongole proposto dall'esecutivo dell'Unione Europea. Se tale proposta dovesse passare, la deroga di cui i pescatori italiani godono potrebbe saltare, bloccando il comparto della pesca di vongole dell'Adriatico. L'eurodeputata Rosanna Conte afferma che ora l'Italia deve fare squadra contro questo tentativo di concorrenza sleale da parte della Spagna.
Non c'è nessuna ragione valida per contestare l'atto delegato, prosegue l'eurodeputata. L'Italia ha fornito evidenze con... Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp. Aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. La Giunta regionale ha approvato ieri, a seguito di una proposta dell'assessore Bottacin, un bando in modo che possano essere concessi contributi regionali per il potenziamento delle dotazioni della protezione civile. Come ha spiegato l'assessore, l'efficacia delle attività svolte dipende anche dalla qualità e dalla quantità delle dotazioni di cui si può predisporre, anche per coprire le molteplici situazioni di emergenza. Sono stati messi a disposizione 616.000 euro per l'acquisto di mezzi ed attrezzature, in modo da rafforzare il sistema regionale della protezione civile. La spesa massima consentita sarà di 40.000 euro per i mezzi e 20.000 euro per le attrezzature. Sarà dato rilievo alle domande presentate da gruppi intercomunali, da coordinamenti di associazioni, da distretti o similari e all'effettiva operatività di chi presenta la domanda. Le domande vanno presentate entro il 15 novembre prossimo. Ci sono segnali sempre più preoccupanti purtroppo di una continua escalation per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Ci sono stati questi bombardamenti da parte dei russi in obiettivi civili, e questo in seguito come rappresaglia alla parziale distruzione del ponte che unisce la Crimea con la Russia. A questa, anche paura di guerra atomica, c'è un articolo molto particolare sul Jerusalem Post che potete vedere dalle immagini, che cita un canale Telegram ucraino, che però al quale non mette il link, in cui dice che 15.000 ucraini decidono di fare un'orgia di massa se la Russia schierà armi nucleari. Leggo testualmente: la paura dell'uso di armi nucleari da parte della Russia contro l'Ucraina incombe sull'attuale crisi, ma alcuni ucraini hanno trovato una soluzione creativa. Un folto gruppo di ucraini ha deciso di organizzare un'orgia di massa da svolgersi su una collina fuori Kiev nel caso in cui Putin dovesse lanciare una bomba nucleare. E poi continua con alcuni particolari che, se volete, ve lo leggete in inglese. E poi ci sono un po' di domande. Alcune donne del posto hanno affermato che il programma incarna lo spirito ottimista ucraino e la crescente fiducia in se stessi sulle proprie possibilità di vincere la guerra, in un'intervista a Radio Free Europe. E comunque diciamo che ci sono tutta una serie di affermazioni di alcuni intervistati, citando sempre questa radio. Quando la notte scorsa una sirena del radar aereo ha scosso la città, un membro dell'orgia ha persino chiesto e citato "e ora?" con emoji sfacciata, e ha ricevuto circa 600 emoticon in risposta. Parlando di cose più serie, lo dice qui l'articolo, su una nota più seria, nel frattempo nella parte più seria di Kiev le autorità hanno iniziato a distribuire pillole di ioduro di potassio per paura di un attacco nucleare. Il Consiglio Comunale della capitale ucraina ha confermato che fornisce rifugi e centri di evacuazione in preparazione. L'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato è intervenuto ieri al convegno organizzato da Confindustria sulla zona logistica semplificata. L'assessore ha appoggiato il progetto a partire dalla sua fase embrionale e in occasione del suo intervento ha voluto spiegare la genesi che ha portato al nascere di questa grande opportunità. Essenziale l'incontro con Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e Rovigo, 3 anni or sono, a cui è seguito il lavoro realizzato con le strutture regionali in collaborazione con
con Confindustria e in seguito a mano con i soggetti coinvolti. Ora si è pronti a cogliere questa straordinaria occasione di rilancio dell'area tra il Veneziano e il Rodigino, entrambe zone strategiche per la crescita dell'intero Veneto, ha affermato Marcato. Il passo successivo sarà quello di attrarre le imprese, ma sarà anche necessario che il governo diventi più rapido nelle decisioni. Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, ha affermato che finalmente, dopo 22 anni di attesa, l'amministrazione regionale comincia a rendersi conto della necessità di riformare le IPAB. Le 355 RSA venete stanno vivendo un momento di difficoltà. 8 infermieri ogni 100 ospiti e attrezzature non consone sembrano essere i temi fondamentali della questione. La riforma delle IPAB è prevista da una legge di oltre 20 anni fa, ma in Veneto si sta ancora attendendo. Vanno accreditate nuove case di riposo, ma le stesse andrebbero controllate con maggiore attenzione, ha affermato Lorenzoni. Nell'RSA, continua il portavoce, gli ospiti sono per la maggior parte non autosufficienti e con patologie invalidanti. Questo implica che siano necessarie in numero maggiore le prestazioni di carattere sanitario. Non sempre ciò avviene, talvolta mancano concreti ed efficaci interventi finalizzati a migliorare le procedure, le normative e i servizi. Tra le riforme che andranno affrontate nei prossimi anni la presenza di un medico H24 e l'inserimento di una diversa assistenza domiciliare alternativa alle strutture residenziali. Nella serata di sabato 8 ottobre Daniela Mazzucato ha ricevuto il premio internazionale Tullio Serafin giunto alla sua quarta edizione. Si tratta di un premio istituito nel 2018 per volontà della città di Cavarzere e dello storico circolo Tullio Serafin. La cerimonia di consegna è avvenuta nella suggestiva cornice del teatro Tullio Serafin, dove la protagonista della serata ha ripercorso un viaggio ideale tra i teatri che l'hanno vista trionfare. Momento culminante della serata, la consegna del premio con la medaglia commemorativa del 79, riconiata in esclusiva per il premio dalla storica fonderia Picchiani e Barlacchi di Firenze, che realizzò l'originale. A fare gli onori di casa erano presenti Ilaria Turatti e Stefania Sommacampagna, rispettivamente assessori comunali alla cultura e all'istruzione. Nel corso della serata sono state consegnate le borse di studio Tullio Serafin a 2 studentesse cavarzerane al Conservatorio Buzzolla di Adria, premiate per gli ottimi risultati conseguiti nei propri studi musicali. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 11 ottobre, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!